Il carcere di Vicenza a breve raddoppierà il numero dei condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Entro la fine del mese il padiglione di massima sicurezza vedrà l'arrivo di 100 nuovi detenuti. Una decisione clamorosa passata sotto traccia, di cui nemmeno la commissione bicamerale antimafia era stata informata, afferma la Lega in presidio oggi davanti alla casa circondariale Berica. È paradossale che un territorio che chiede l'autonomia, che chiede di poter decidere, riceva dallo Stato delle imposizioni. Qui in questo caso portiamo diverse persone che hanno compiuto reati anche efferati di stampo mafioso su un territorio che in questo momento non ne ha bisogno. Noi lo denunciamo con forza, denunciamo soprattutto l'aspetto morale ed è un grido quasi d'aiuto. Ecco perché è stata immediatamente presentata un'interrogazione parlamentare in Senato. Chiedere il perché aver fatto questa destinazione sapendo che c'è anche un problema di carenze di organico non solo all'interno del carcere, nei ranghi della polizia penitenziaria, ma anche fuori dal carcere, con un problema di organico che vi è nelle forze dell'ordine. E quindi da qui nasce la seconda domanda, ovvero di chiedere al Ministro degli Interni quali sono le misure che si intende approntare per difendere questo territorio da questi eventuali rapporti che vi possono essere fra i detenuti all'interno del carcere e rapporti che, insomma, con l'esterno del carcere. Questo è un tema molto ma molto delicato. La lotta alla mafia resta una battaglia che va condotta coinvolgendo l'intera società civile, in particolare. Non è un qualcosa che riguarda solamente la politica, ma tutto il mondo delle imprese. E quindi il messaggio che questa mattina abbiamo lanciato è anche alle varie associazioni di categoria di promuovere all'interno delle proprie associazioni una cultura contro la mafia e di aiuto e sostegno ai propri imprenditori.